Ragazzi, quello che è successo a Palermo è roba davvero pesantissima, fidatevi, iscrivetevi ora e attivate la campanella, perché questa storia è fuori di testa. Vi parlo di Antonio Ilardo, neomelodico in concerto dentro una sala bingo. Sì, avete capito bene, non un locale, ma proprio una sala giochi piena zeppa. E fin qui direte, ok, concerto improvvisato. Ma il problema vero arriva dopo, perché in prima fila c'erano 2 nomi già condannati per mafia, seduti tranquilli. E durante l'esibizione partono pure canzoni dedicate a chi sta in carcere. Gesti d'intesa, sguardi, saluti, roba che ha fatto scattare subito l'allarme. La questura infatti vede quei video social e parte immediatamente l'indagine. Tutto nasce da TikTok, dove spuntano i filmati della serata incriminata. E qui entra in scena il questore, che prende una decisione netta. Licenza sospesa per 30 giorni alla sala bingo. Colpo durissimo, ragazzi. Ma non finisce qui, perché arriva pure il foglio di via per il cantante. Tradotto, non potrà più tornare a Palermo per ben 2 anni interi. Cioè, capite la gravità? Da semplice serata musicale a caso nazionale. Secondo gli investigatori, mancava pure l'autorizzazione per pubblico spettacolo, quindi uso abusivo dei locali. Non solo bingo, ma palco e casse a tutto volume. E il pubblico? Esaltato, pieno, partecipazione tutt'altro che passiva. Proprio quella presenza in prima fila viene vista come rischio sicurezza, ed è qui che la storia diventa ancora più delicata e piena di polemiche, perché parliamo di musica, sì, ma intrecciata con cronaca durissima, una vicenda che fa discutere mezza Italia e divide l'opinione pubblica. Io ve lo dico, questa storia mi lascia davvero senza parole, perché mischiare musica e certi contesti è sempre pericoloso, sempre. C'è chi difende l'artista e chi invece parla di messaggi totalmente sbagliati. E voi da che parte state? Concerto innocente o errore clamoroso? Scrivetemelo nei commenti, perché qui la linea è sottilissima, ragazzi. Iscrivetevi adesso e attivate la campanella, perché usciranno altri aggiornamenti.